La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Bentrovati telespettatori di TVM Palermo e di 7 Gold, bentrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata stellare, intanto perché dobbiamo dare il benvenuto al presidente dell'Unitas Sciacca, parliamo di Ignazio Rizzuto, presidente che ha vinto una meravigliosa coppa, la Coppa Italia di Eccellenza che abbiamo qui al centro studio che splende, bella soddisfazione presidente, intanto ben trovato. Intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, ci lusinga molto, ha detto una parola corretta e per noi è un grande vanto e motivo di orgoglio. Secondo anno di seguito, attenzione, ripetersi non è mai facile, Presidente. Secondo anno di seguito, sì, è stato veramente un obiettivo difficile da raggiungere perché la storia anche insegna. Noi su questo ci eravamo informati e soltanto il Vittoria nel lontano 96-97 Vinse di seguito due volte la fatto Coppa. quello che abbiamo fatto noi, poi veramente non c'è niente. Il percorso nazionale a seguire è certamente molto impegnativo, però adesso rappresentare intanto la Sicilia è una grandissima soddisfazione per una società che sta crescendo anno dopo anno, quest'anno con ulteriori investimenti, l'arrivo anche di Bruculeri ha dato un'ulteriore svolta, probabilmente tanta esperienza che è servita per battere la corazzata Modica, perché non è facile neanche aver vinto una partita di quel genere, Presidente. No, non è facile perché il Modica appunto è proprio una corazzata, già il fatto stesso che in campionato abbia vinto 16 partite consecutive Lo dimostra. Credo che il girone B non ci sia soltanto in Modica perché ci sono squadre È vero. molto quotate e all'altezza. Però se una squadra riesce a vincerne 16 consecutive, un motivo ci sarà. Tra l'altro una partita che è iniziata male perché eravate sotto di un gol, poi avete pareggiato, siete ritornati di nuovo in svantaggio e poi è arrivato questo miracolo a tempo scaduto quando ormai i modicani festeggiavano giustamente a braccia alzate la vittoria. Un gol all'ultimo istante e poi questa bellissima gara nei calci di rigore che probabilmente dà ancora più forza alla vittoria, senza nulla togliere chiaramente alla bellissima partita che ha disputato il Modica. Dà forza alla vittoria, però mette in serie difficoltà i cuori di tutti noi. Però devo dirle una cosa, abbiamo sempre avuto la sensazione che il gol riuscivamo a farlo. Cioè vi sentivate sempre Sì, in partita? Questo glielo dico proprio, e se la partita finiva 2-1 per come diciamo ormai si pensava. Poi c'è il gol del pareggio, la Sì. mezza rovesciata. Fra l'altro poi... una bella azione. Sì, è vero. Devo dirle che se finiva alla partita 2-1 ovviamente restava la mano in bocca chiaramente, però ero, come dire, contento e soddisfatto perché avevo visto che i ragazzi in realtà avevano dato tutto quello che avevano. Beh, d'altra parte una partita così è giusto che si scenda in campo con una determinazione a 1000, poi chiaramente ci sono pure gli avversari quotati come ad esempio appunto il Modica. Questa vittoria cambia un po' il vostro percorso anche in campionato, Presidente? Intanto mi riallaccio al discorso che alla domanda conclusiva sua del Modica, io colgo anche l'occasione per ringraziare sia la società del Modica, sia i tifosi,
sono state persone veramente È vero, corrette. è vero. Ed è giusto perché tante È arrivata volte, questa voce anche dall'altra parte della Sicilia. tante volte si tende soltanto a rimarcare quando c'è l'episodio negativo E invece? se ne fa praticamente un film. Invece quando le cose sono positive bisogna anche dirle, e io ci tengo a dirle, Giusto. sia col presidente che ho avuto modo di conoscere, una persona veramente per bene, sia poi con il resto, Modica squadra e Modica tifosi. Per quanto riguarda la domanda invece in merito a quello che possa cambiare, Che cosa succederà adesso? questo succederà. Adesso sicuramente succederà che durante in determinate settimane ci saranno diverse partite da Certo, giocare. ci sono parecchie tappe di avvicinamento perché giocherete giorno 11 l'andata Giochiamo contro il la giorno DB 11. rossoblù Città di Luzzi. Sì, e poi il giorno 18. Quest'anno, Sì, a il ritorno. differenza dell'anno scorso, non ci sono 15 giorni, ma bensì il mercoledì. Quindi calendario strettissimo. Calendario stretto, avremo anche in campionato partite molto toste, avversari. Perché non abbandonate il campionato, diciamolo pure. Non si può abbandonare, Non si può. in realtà non si può abbandonare il campionato. L'occhio sicuramente viene gettato anche sulla Coppa, è giusto. Mi sembra comunque giusto. Sognare è lecito. sognare è lecito. E quindi allora voi continuerete a lottare anche per una buona posizione nel campionato. Chiaramente la Coppa sarà impegnativa, ma non vi tirerete indietro, lo state giustamente confermando. Cioè, esclusiva la Coppa sicuramente non beh, potrà essere, ci mancherebbe. è normale. Il miracolo Paternò è fattibile? Nei sogni forse, perché comunque vincere poi a livello nazionale la Coppa sarebbe una cosa meravigliosa, vi darebbe l'accesso addirittura in Serie D direttamente, però il percorso forse è un po' troppo lungo. Sì, io però parto da un presupposto, in realtà anche l'anno scorso sono partito da questo presupposto. Sì. L'anno scorso la squadra da battere era il Barletta per Sì. noi e io ho pensato che, credevo che squadre più forti del Barletta difficilmente E se invece ne ce n'erano. potevano trovare. In realtà noi col Barletta abbiamo fatto 1-1 in casa, ma abbiamo giocato una partita in 10 e poi uno streaming sito 1-0 a Barletta. Fra l'altro è stata una serata da sogno, devo dire la verità. Quindi parto invece quest'anno da un altro presupposto e dico che probabilmente ci saranno, Sì. ma non credo che sarà così facile trovare una squadra più forte del Modica. E siccome noi quantomeno ce la siamo giocata, Bravi, fate bene non a fare dico che questo abbiamo ragionamento. No, ma lo condivido. distrutto il Modica sicuramente, ma ce la siamo giocati. Quindi partendo dal presupposto che credo che trovare una squadra che sia molto più forte del Modica Sarà un po' difficile. credo che sarà un po' difficile. Poi se c'è, dico, Ben venga. se c'è una Spazio squadra, allo spettacolo, casomai. spazio allo spettacolo, però crediamo di poterci giocare le nostre carte. Questo è uno dei momenti più emozionanti, il momento in cui il capitano alza la coppa, la sua sensazione personale, e poi partiamo anche con la Serie D. La mia sensazione personale è una gioia immensa, perché poi fra l'altro oltre alla vittoria, oltre a tutte le altre cose belle che ci siamo detti, non abbiamo detto che è stato a Sciacca. È vero, certo, e potenzialmente anche la prossima edizione, No, la e finale sicuramente sarà sarà a Sciacca, poi non so noi dove saremo, Vabbè, questo cosa lo è, sappiamo. però che sarà a Sciacca, dico, abbiamo anche dato questo alla città, il fatto di disputare comunque due Chiaro. finali nel proprio stadio, nella propria città, non è stata una cosa da Questo poco. Sciacca deve ritornare in campionati che gli competono. Da allenatore la conoscevo come una bellissima realtà in Serie D che dava fastidio a molte squadre, ed è la dimostrazione che quella piazza vuole giustamente quella categoria, a dimostrazione che c'è volontà, ci sono investimenti e c'è un seguito impressionante, quindi dovete veramente fare tantissimo, ma siete a buon punto, credo. Io sono molto ottimista, non tanto su una vittoria nazionale di Coppa, perché quello veramente è un terno al lotto, ma anche in prospettiva campionato, perché anche se dovesse andare male questa stagione c'è sempre la prossima. Le promozioni si costruiscono anno dopo anno, credo. Non so Sì, se è noi d'accordo. infatti da 8 anni che abbiamo formato la società, i primi 2 campionati, prima categoria e promozione, li abbiamo vinti subito, consecutivamente. Poi l'eccellenza in realtà abbiamo fatto sempre meglio, è stato sempre un crescendo, È un crescendo, anno sì, dopo è vero. anno, che l'anno scorso
credevamo che con il percorso della Coppa avevamo chiuso un ciclo, invece quest'anno l'abbiamo rivinta e ci proveremo sicuramente, perché io credo che la categoria per la città di Sciacca ideale sia la Serie D. Assolutamente. Il mio modesto pensiero. È chiaro che arrivarci non è semplice e c'è da costruire passo anche perché dopo poi passo. la Serie D è tutto un altro Perché discorso. poi la Serie D è una categoria, ma c'è un gradone rispetto all'eccellenza. Benissimo, abbiamo accennato dunque al campionato di Serie D, partiamo ufficialmente dunque con il campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la quarta giornata di andata, eccola qua la schermata dei risultati. Vince fuori casa la Nis FC 1-0 contro la Castrum Favara, vince anche fuori casa la Regina 1914 contro la Gelbison. Vibonese Calcio batte Sambiase 2-0, vince anche la Vigor Lamezia 2-0 contro il Città di Gela. Messina batte Città di Aciriale 2-1, vince la Nuovigea Virtus contro l'Athletic Club Palermo, vince anche il Ragusa contro il Paternò Calcio 5-1, esterna vittoria per il Milazzo 2-1 contro la San Cataldese ed infine pareggio tra Savoia 1908 ed Enna Calcio, risultato finale 2-2. Guardiamo questa classifica dove continua a salire sempre la Regina di Alfio Torrisi. Al primo posto abbiamo la Nuova Igea Virtus con 41 punti, con 39 Savoia 1908 insieme alla Regina 1914, 38 punti Athletic Club Palermo con 36 Nis FC, Milazzo con 35, con 32 la Sambiase, 30 punti Città di Gela, 27 Gelbison con 26 Vibonese Calcio, con 23 Enna Calcio, 22 Vigor Lamezia con 21 Ragusa Calcio, 20 punti per la San Cataldese con il Città di Aciriale, 18 per il Messina, 17 Castrum Favara, ultimo in classifica il Paternò con 11 punti. Attenzione, guardiamola effettivamente la quadratura del prossimo turno che può veramente ancora una volta cambiare questa classifica. Si giocherà chiaramente domenica 1 febbraio, Castrum Favara Vibonese Calcio, Città di Aciriale Athletic Club Palermo, Città di Gela San Cataldese, Enna Calcio Nuova Igea Virtus, Milazzo Gelbison, Nis FC Ragusa, Paternò Calcio Messina, eccola qua la partita che potrebbe veramente cambiare tutto, Regina 1914 Savoia 1908 ed infine Sambiase Vigor Lamezia. Insomma, questa Serie D è ingarbugliatissima, ci piace rispetto alle altre stagioni dove bene o male Catania, Palermo, Avellino, Bari avevano un po' monopolizzato e Siracusa anche in un certo senso il primo posto. Quest'anno questo primo posto è potenzialmente alla portata di tutti. Sì, c'è un testa a testa che in realtà non è fra due squadre, ma ci sono le prime 4-5 che ogni domenica in base all'incontro che è entusiasmante. Così dà più fascino sicuramente. Assolutamente. Una squadra che sta cercando un po' di recuperare anche qualche posizione è la Nis FC del presidente Giovannone, che addirittura va a vincere contro la Castrum Favara. Nissa che è leggermente attardata. Secondo lei recuperabile questi punti verso la zona ancora più calda della classifica? Io credo che per quanto riguarda la Nissa lo svantaggio, anche come rosa, credo che lo può anche colmare, anche perché non è grandissimo. Non è grandissimo effettivamente. Però davanti bisogna vedere come vanno. Perché le altre non si fermano però. Se non si fermano diventa più difficile. Perché perché poi c'è il solito problema che ormai è atavico. Se non vinci il campionato sei un po' in un certo senso con pochissime possibilità di ripescaggi, perché sappiamo benissimo che i playoff sono solamente sulla carta. Insomma, probabilmente anche sul campionato di Serie D si dovrebbe pensare a playoff un po' più operativi, nel senso che almeno un posto in Lega Pro i playoff debbono garantirtelo. Una sorta di eccellenza. Ecco, in questo caso credo che sia fondamentale. Credo la stessa. Ma speriamo che ci sia questo cambiamento, se ne parla ormai da parecchi anni. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della Nissa 1-0 contro la Castrum Favara, che ritrova in panchina anche mister Infantino.
Derby siciliano al Brucoleri di Favara per il campionato di Serie D. Di fronte la Castrum Favara, reduce dalla sconfitta rimediata al Marco Salmeri di Milazzo. La Nissa di Mister Di Gaetano è chiamata al riscatto dopo il deludente 0-0 interno maturato al Marco Tomaselli nell'ultimo turno. Biancoscudati così in campo Castelnuovo tra i pali, Megna, Bruno, Cusumano, Rapisar, Daniello, Kragl, Palermo, Napolitano, Alagni e Terranova. Inizia la partita, la prima chance offensiva al settimo. Napolitano dalla sinistra mette dentro per Kragl, va a calciare, c'è la respinta da parte della difesa locale. Al 19esimo ancora Nissa, stavolta sfondando a destra grazie a Terranova, conclusione che viene respinta dalla difesa, pallone che arriva ancora a Kragl, la mastica però e la mette sul fondo. Minuto 24, terza chance offensiva degna di nota della Nissa nel primo tempo. Alagni in azione personale, entra in area di rigore, punta l'avversario, lo disorienta, cerca poi l'esterno, ma di esterno colpisce anche la rete. Minuto 30, Castrum Favara, imbucata di Demin per Varela che va a calciare, non riesce però a impensierire così Castelnuovo. 63esimo, Castrum Favara, apertura a sinistra per Piazza, il controllo di Piazza che converge per vie centrali, cerca anche la conclusione, viene sporcata in calcio d'angolo da Castelnuovo. 76esimo, attacca però la Castrum Favara con Tripicchio per Piazza a sinistra, il pallone viene allontanato dalla difesa, finisce sui piedi di Ferrante, conclusione a botta sicura. Super risposta quella di Castelnuovo che tiene a galla la Nissa, si resta infatti sullo 0-0. Rivediamo a replay quello che è successo, attenzione poi all'occasione all'82esimo per i biancoscudati, Tumminelli va da Alagna, l'appoggio sul rodulo, calcia mandando però il pallone alto. Minuto 87 episodio, Alagna colpisce così un difensore avversario, si tratta di Loduca. Per il direttore di gara questo braccio è troppo largo, vale un secondo cartellino giallo, la Nissa resta in 10 uomini a 3 dalla fine della partita. 89esimo, nonostante l'inferiorità la formazione ospite ci riprova, palla visionaria di Rodulo per De Felice che calcia mandando il pallone sul fondo. Poi al 95esimo in extremis, all'ultimo respiro, Rodulo a sinistra, salta un avversario, salta anche il secondo, prende il fondo, il cross deviato, arriva la girata di Provenzano e arriva il gol della Nissa, quello da 3 punti al 95esimo. e biancoscudati mettono le mani sul derby contro la Castrum Favara, decide il gol del subentrato Provenzano. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Complimenti dunque alla Nissa, ma complimenti anche a questa sorpresa ritrovata della Regina 1914. Da quando è arrivato Torrisi, vittoria su vittoria, hanno ancora una volta rilanciato le possibilità della squadra Amaranto di agganciare questo primo posto e questa sospirata Lega Pro. Regina che probabilmente adesso sarà attesa negli scontri diretti, ma credo che ha già una scorza molto forte per contrabbattere anche il ritorno di quelle squadre che in questo momento sono nella zona alta della classifica. Presidente. Certo, gli scontri diretti ovviamente per la Regina possono essere quelli che poi... Uno l'ha già vinto con la Nissa. L'ha già vinto, la domenica ne avrà un altro. È chiaro che se si vincono gli scontri diretti già si comincia a dare più un'idea, un'impronta della propria forza, anche se in realtà voi per tradizione, voi per seguito. Voi per seguito, dico, parliamo della Regina. È vero, è vero. Molti dicono prima va via dalla Serie D e prima forse qualche altra società può programmare eventualmente la scalata in Lega Pro, perché queste società giustamente quando te le ritrovi in campionato probabilmente sono quelle più difficili da battere e hanno più tradizione, certo, e anche più seguito. Guardiamoci gli highlights, c'è anche l'intervista al vice allenatore. Il rigore ha coronato una prestazione fatta da tutta la squadra in maniera maiuscola, da ragazzi che stanno dando tutto per la causa e che vogliono togliersi grandi soddisfazioni. È un tassello in più in quello che ci siamo prefissati da circa 3 mesi a questa parte. Purtroppo abbiamo avuto un inizio di stagione sofferente dove le cose non giravano per come dovevano andare, dopodiché siamo riusciti, grazie al mister, grazie a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione, la proprietà, a invertire questa rotta. E devo dire anche grazie al nostro magnifico pubblico perché ci sostiene partita dopo partita, non ci lascia mai soli, quindi questo è stato un valore aggiunto che ha fatto sicuramente la differenza. I tifosi ci sono stati sempre vicini, quindi tutti i ragazzi che vengono ogni settimana allo stadio ci danno il loro affetto, ci danno il loro sostegno, a noi basta così. Anzi, se si fa qualche persona in più per noi è
è anche bello, però non ci può distogliere dall'obiettivo perché mancano 13 partite, 12 partite, quindi noi dobbiamo continuare su questa strada e non farci distrarre da niente. Vincere in questo campo non sarà facile per nessuno, perché è un campo difficile, lo sapevamo in fase di preparazione della gara, e durante la riunione proprio di preparazione della gara mister Torrisi ci aveva già preannunciato che sarebbe stato difficile e sarebbe stata una partita decisa probabilmente mettendo il musetto davanti, proprio di cortomuso, perché vincere qui non era facile, soprattutto anche le condizioni atmosferiche erano particolari e la Gelbison è una squadra che ha creato delle difficoltà per come è costruita, una buona squadra, ma noi dovevamo vincere, abbiamo vinto, siamo stati una squadra molto pragmatica, venire qua a vincere così non è da tutti, frutto di un'abnegazione da parte di tutto il gruppo invidiabile. La partita era stata preparata per rimanere in partita fino alla fine, senza subire gol, e risolverla attraverso le nostre giocate negli ultimi minuti di gara. Questo è un dato di fatto perché era la partita che si doveva fare qui. Se vuoi vincere qui devi fare un determinato tipo di partita, non puoi snaturarti. Noi dobbiamo essere bravi sì a giocare quando si può giocare, però essere squadra quando c'è bisogno di essere squadra e mettere davanti le nostre qualità. Non è stato facile la circolazione del pallone visto il terreno di gioco, il campo era veramente inzuppato, quindi la circolazione palla non è stata fluida come in altri momenti, come avete visto in casa più volte ultimamente, quindi cerchiamo di diventare non belli ma comunque sì efficaci, che è la nostra prerogativa. Belli ed efficaci, mi piace questa definizione del vice allenatore della Reggina che vincendo fuori casa a questo punto punta molto anche nel prossimo incontro, questo scontro contro il Savoia sarà veramente una bellissima partita. Parliamo invece della parliamo della Vibonese Calcio, che è stato un po' in un certo senso una delusione, perché a Vibo l'anno scorso avevano sperato di fare tanto, quest'anno erano partiti con un obiettivo, poi c'è stato anche comunque ad inizio stagione l'abbandono del presidente Caffo. Io credo che una società che poi è costretta a confermarsi, se non ci sono i mezzi è sempre molto difficile. Un po' è sulla stessa vostra idea, no? Cioè confermarsi vuol dire raddoppiare l'impegno della stagione precedente. Ciò non è successo a Vibo. Sì, in realtà ha fatto una sintesi molto azzeccata del periodo e del momento della Vibonese dell'annata. Anche perché in Serie D costa, la Serie D mantenere costa. la Serie D costa, è come se costa. Sì, credo che loro alla fine riusciranno quantomeno a fare un po'... C'è stata una mezza crisi, si parlava addirittura di quasi un abbandono di categoria, però per fortuna le cose vengono credo sia rientrato questo. D'altra parte parliamo di Vibo Valencia, parliamo di una cittadina capoluogo di provincia, non è pensabile falsare il campionato e buttare via un'immagine che comunque negli anni la Vibonese anche in Serie C si era creata, no? Chiaro, quindi è sempre molto... Ha una storia. Ha una storia e falsare il campionato è certamente una cosa molto negativa. Parliamo invece della nuova Igea Virtus che a sorpresa, ma credo anche abbastanza meritatamente, un plauso va chiaramente anche al direttore sportivo Agatino Chiavaro, è attualmente al primo posto, sono tutte le altre che debbono inseguirla e quindi rimanere in testa e tenere questo ritmo non è facile. Un plauso dunque a questa società. Assolutamente, un plauso meritato, meritatissimo, perché riescono anche a sopportare quella pressione che è da dietro, visto che comunque... Parliamo di una società che comunque ha tradizione, certo. La Lega Pro l'ha fatta per tantissimo tempo. Sì, questo sicuramente. E poi soprattutto c'è anche dei giocatori molto interessanti per la Serie D, giocatori di esperienza, perché quelli sono un po' l'anima di una società e di un progetto calcistico in Serie D. Se hai quel tipo di giocatore, insomma, le probabilità che tu possa effettivamente vincere il campionato ci sono. Sì, perché questo tipo di giocatori, Calafiori su tutti, certo, ma poi c'è anche Maltese, ce ne sono tanti. Samachè che fa gol ovunque. Sono quelli che poi anche all'interno dello spogliatoio mettono ordine, perché giusto, Presidente? le partite, giustamente il tifoso
crede che la partita è quell'ora e mezza No. della Ha domenica. detto una cosa santissima, Presidente. L'ora e mezza è il 10% Ma del 90%. tutta la settimana diciamo, i caporali della squadra aiutano a quello che è poi l'umore da mettere in campo. Hanno vinto tra l'altro una partita non facile contro l'Athletic Club Palermo, hanno vinto anche con un gol un po' rocambolesco, però intanto hanno vinto contro una diretta inseguitrice. Sì, una diretta inseguitrice che anch'essa sta facendo. E come? Sta facendo veramente bene. Le piace il progetto dell'Athletic? Hanno dimostrato nel tempo anche loro l'anno scorso. Diventa un riferimento anche per voi, Presidente? O ci sbilanciamo troppo dicendo queste cose? No. La differenza è che loro ci sono riusciti. Noi attualmente, con gli anni però, con gli attenzione. anni sicuramente. Sì, potrebbe però è un modello da leggere. È un modello da leggere. Si stanno facendo sicuramente bene, quindi certo. quando le cose vengono fatte bene è sempre... E poi una piazza importante come Palermo, voglio dire, finalmente Palermo avrà, speriamo prima possibile, una squadra anche in Lega Pro, quindi una seconda squadra importante tra i professionisti. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della nuova Igea Virtus 1-0 contro l'Athletic Club Palermo, il solito gol di Samaché. Nel giorno del 7° anniversario dalla scomparsa dello storico magazziniere igeano Fiorello, ricordato con affetto dai tifosi giallorossi, lo stadio dal Contres Barone diventa teatro del grande scontro al vertice del girone I di Serie D di fronte Nuova Igea Virtus e Athletic Club Palermo, entrambe appaiate in testa alla classifica con 38 punti. L'equilibrio si spezza subito all'11°, proprio Samaché è implacabile, approfitta di un grave pasticcio difensivo della retroguardia nero-rosa e a tu per tu con il portiere deposita in rete il più facile dei gol e l'1-0 per la Nuova Igea Virtus, il suo 14° sigillo stagionale. Il Dal Contres Barone esplode di gioia, ma la partita cambia volto al 22°, entrata dura di Calafiore su Zai che il direttore di gara Cafaro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Igea in 10 uomini, sulla punizione seguente di Zalazar De Falco si distende e respinge con la difesa che si rifugia in corner. L'Athletic alza il ritmo al 26°, protesta per un possibile calcio di rigore su Mori, ma l'arbitro lascia correre. Mister Mara corre ai ripari con 2 cambi forzati, fuori Longo e Squillace, dentro Vacca e Maddaloni. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Igea chiude in avanti il primo tempo. Samaché ci prova su calcio piazzato sfiorando la traversa. Nella ripresa l'assedio nero-rosa è continuo, in avvio Mazzotta crossa dalla sinistra e costringe De Falco a rifugiarsi in calcio d'angolo. Sul corner successivo l'Igea rischia l'autogol con Cham nel tentativo di allontanare, poi ancora Mazzotta protagonista svetta in aria, ma il suo colpo di testa termina alto. Al 57° è Maurino su punizione a impegnare De Falco, costretto a un intervento decisivo. 10 minuti più tardi la conclusione potente dalla distanza di Varela si stampa sulla parte alta della traversa. L'Igea trema ma resiste. I giallorossi provano a rialzare la testa. Al 78°, proteste vibranti per un presunto fuorigioco fischiato a Samaché lanciato a rete. Sul ribaltamento di fronte l'occasione più grande per l'Athletic. Micoli dà 2 passi, colpisce di testa sul cross di Mazzotta, ma incredibilmente mandallato. Nel recupero e forcing dei palermitani che tentano l'ultimo assalto, ma nessuna conclusione riesce a trovare il varco giusto. Dopo 6 lunghi minuti di sofferenza, i giallorossi possono finalmente esultare. Finisce 1-0, la Nuova Igea Virtus sale a 41 punti e torna sola in vetta alla classifica. Si interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive dell'Athletic Club Palermo, che resta fermo a 38 punti e scivola al 4° posto. Una vittoria di cuore, sacrificio e carattere, una vittoria da capolista. Ed io aggiungerei una bella vittoria da capolista, seppur fortunata, perché insomma il gol di Samaché è arrivato anche purtroppo per un piccolo incidente di percorso che può sempre succedere in una lunghissima stagione agonistica. Voltiamo pagina perché parliamo della Vigor Lamezia che si sbarazza subito del Città di Gela, 2-0. Città di Gela che probabilmente ha capito che quest'anno deve pensare solo a concretizzare quello che di buono è riuscito a fare sin qui e poi magari chissà programmare per la prossima stagione, Presidente, perché se non si programma è difficile poi arrivare subito a giocarsi il primo posto.
Sì, anche perché è una neopromossa, dico, in realtà anche un anno transitorio, dico, non sarebbe una cosa da buttare. Forse i per il gelesi pretendevano subito e tutto? Tutti C'è hanno, troppa fame, devo dire la forse. verità, tutti hanno voglia di avere Non credo che a sempre- Sciacca però pensano così, eh? Tutti hanno sempre voglia di avere tutto e subito, però tante volte riesce, tante volte no. Fra l'altro, dico, conosco anche parte della società del gelo, il presidente, Sì. tutti, dico, sono persone che fanno le cose con un certo criterio, in un certo modo, però a volte tutte le ciambelle non vengono con il È buco. vero, e se non Anche se riescono... avevano avuto una partenza importante. È c'è da vero, dire. avevano fatto una C'è da partenza dire che è una bellissima, però partenza poi è anche importante. vero che il campionato È è difficile, è difficile. complicato. È andato via poi anche mister Cacciola. Comunque poi cercare di ritornare a dare equilibrio alla squadra, alla società, poi lì ci vuole il dirigente. Sotto questo punto di vista penso che Aurelio Lobianco abbia fatto un bellissimo lavoro di Esatto. spogliatoio, ricompattandolo subito, e il tesoretto che avevano fatto all'inizio di stagione Se lo stanno trovando. se lo stanno trovando, con l'aggiunta anche di qualche punto in più che può sempre far piacere. Ma è una squadra che sicuramente poi farà i punti che deve fare. Chiaro. Parliamo adesso invece del Messina. Che dice, Presidente? Questo Messina dei miracoli, perché batte il Città di Aciriale 2-1 e ritorna un po' a respirare. Sono state settimane un po' travagliate. Lei cosa pensa di questa cosa dell'esonero di Romano, delle dimissioni di Martello, che comunque avevano fatto un percorso a Messina pazzesco? Cioè, se il Messina oggi sta lottando addirittura per evitare i play out, il merito va a queste due persone che stranamente non fanno più parte dei progetti del nuovo Messina. Sì, a volte ci sono poi dinamiche anche interne che noi che non siamo addetti ai lavori, in questo caso del Messina, Ma se lei fosse stato presidente del Messina, avrebbe fatto questa scelta di mollare quelli che comunque avevano regalato un sogno alla squadra? Oppure per carattere anche lei poi dopo deve un po' adeguarsi? Forse magari si ci poteva pensare un po' di più, dico, Ecco. magari questo. Però Contare dico, fino a 10? però dico, nulla toglie che Certo. probabilmente lo abbiano anche fatto. Beh, sicuramente, e poi noi alla non fine sappiamo anche tra persone effettivamente. intelligenti, sia a livello tecnico Certo. che a livello societario, tante volte forse si pensa che la migliore soluzione, che poi probabilmente non lo È vero. però magari in quell'istante si pensa. Questo non lo potremmo mai sapere. Questo perché noi non loro lo sanno. Loro lo sanno, noi non lo sappiamo. potremmo Noi leggiamo mai le carte soltanto. Esattamente. Il Messina che vince contro il Città di Aciriale 2-1. Guardiamoci gli highlights. Il gol di Roseti ha portato in casa Messina una boccata d'ossigeno importante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché i giallorossi sono tornati alla vittoria, interrompendo un digiuno di 4 partite in cui sono arrivati 2 pareggi con Saccadaldese e Milazzo, alternati alle 2 sconfitte con Gela e Athletic Palermo. 3 punti che rappresentano anche i primi conquistati da Alessandro Parisi alla guida dell'ACR dopo l'esordio in trasferta culminato nel KO per 1-0 e che consentono ai biancoscudati di dare una scossa significativa alla classifica, perché per la prima volta in stagione è stata agganciata la zona play-out, salendo al 16° posto a spese del Castrum Favara, e ora la salvezza diretta dista soltanto 4 punti. Al Francoscoglio il Messina ha iniziato al meglio il match con la Cireale, portandosi in vantaggio dopo appena 2 minuti. Una doppia buona notizia se si considera che a segnare il gol dell'1-0 è stato Giuseppe Tedesco alla sua prima marcatura in riva allo stretto. C'è però qualcosa da sistemare nella retroguardia perché i tempi dell'imbattibilità sembrano lontani e anche ieri il gol di Di Mauro è arrivato per una disattenzione di troppo. I ragazzi di Parisi però erano ben consapevoli dell'importanza di questa vittoria e sull'asse Garufi-Roseti, tra i principali protagonisti di quest'annata fin qui, sono riusciti a riportarsi in vantaggio e a centrare il bottino pieno. Un risultato fondamentale che consentirà a Parisi di preparare al meglio i prossimi impegni. Sulla tabella di marcia infatti ci sarà la trasferta con il Paternò domenica prossima e la visita dell'Enna al Francoscoglio in programma l'8 febbraio. 2 scontri salvezza in cui sarà cruciale raccogliere più punti possibili per avvicinare ulteriormente la permanenza diretta in Serie D.
Messina vincente dunque contro il Città di Acireale, così come vincente anche il Ragusa che batte questo Paternò sempre più in crisi. Guardiamoci gli highlights e l'intervista all'allenatore del Ragusa. Sicuramente è stata una partita difficile, al primo tempo soprattutto, dove il Paternò riusciva a chiudersi bene. Sapevamo che se riuscivamo a sbloccare la partita sicuramente saremmo riusciti a portare in porto una vittoria, e così è stato. Penso che oggi la prestazione della squadra sia stata positiva sotto tutti i punti di vista. Siamo contenti che abbiamo fatto questa vittoria che ci porta a fare un balzo importante in classifica. Sono contento della prestazione in generale, sono contento del fatto che abbiamo creato tante situazioni importanti. Ora Paternò è passato, ci prepariamo già da domani alla partita che ci vedrà impegnati domenica prossima a Caltanissetta contro la Nissa, una partita molto importante per ambedue, sia per noi che per loro, e cercheremo in settimana di prepararla nel migliore dei modi. La squadra sta crescendo, con l'arrivo di Crisci sull'esterno abbiamo trovato anche qualità su quella fascia, e quindi penso che i ragazzi settimanalmente stanno prendendo più consapevolezza nei propri mezzi e stanno iniziando a credere giorno dopo giorno e settimana dopo settimana ancora di più a questa salvezza. Ragusa che dunque crede nella salvezza, così come crede il Milazzo di poter raggiungere prima possibile magari una zona ancora più forte nei playoff. Possono già partire le immagini perché ha battuto la San Cataldese in casa dei nisseni, e a questo punto questo Milazzo è lì, se la giocherà penso sino all'ultimo, anche perché ha un gruppo squadra molto interessante e anche lei una neopromossa, ma quest'anno le neopromosse non hanno per niente sofferto il passaggio di categoria. No, assolutamente non lo hanno sofferto, anche perché hanno delle rose abbastanza competitive e gente di esperienza, come dicevo poco fa, quando ci sono 4-5 di una certa esperienza portano ordine all'interno dello spogliatoio, e significa che le settimane passano in maniera più serena e sapendo toccare le corde giuste. Assolutamente. È un Milazzo che vincendo 2-1 in casa della San Cataldese aggancia bene o male il gruppone di testa. Probabilmente non è l'obiettivo primario vincere il campionato, però un buon posizionamento gli permette anche di diventare forte come società anche in prospettiva. Certo, i piazzamenti importanti, al di là del primo posto che certo, ovviamente garantisce anche altre cose, di compiazzamento nelle parti alte della classifica, in particolar modo quando sei anche una neopromossa, è chiaro che rafforza sicuramente una società. Fa tantissimo, fa tantissimo. Rientriamo in studio perché chiudiamo il gruppo della Serie D parlando invece del Savoia, che giocherà una partita importantissima proprio con la Regina la prossima settimana. Savoia che si è un po' suicidato in casa, sotto di 2 gol, pareggia 2-2, porta insomma a casa soltanto un punto, e insomma era stata una buona... Sicuramente sarebbe stata una buona occasione per allungare in classifica, non è avvenuto, e adesso bisogna lottare moltissimo per mantenere questa posizione con questa Regina che spinge. Savoia secondo lei più forte della Nuova Igea? Bella domanda cattiva che ne ho fatto. È una domanda cattiva. Intanto sul discorso di domenica, chiaramente si pensa che quando si giocano le partite in casa si vince, ma non è così. Il pensiero è sbagliato, il pensiero. Assolutamente. Anche perché in particolare poi le squadre quando vanno ad affrontare queste trasferte ci mettono il doppio impegno. perché già
credono, giustamente sanno a cosa vanno all'incontro, e quindi l'impegno viene raddoppiato. Assolutamente. E poi tante volte ti ritrovi che stavano 0-2 praticamente. E infatti poi si sono risvegliati, poi hanno siccome recuperato. la squadra appunto c'è, riesci anche a fare quell'accelerata che Cambio poi, di marcia. cambio di marcia, che hanno fatto un 2-2 che non credo che da questo 2-2 si possa dire il Savoia è tagliato fuori. No, questo no, però era una No, buona occasione per sicuramente mantenere era una alta buona la classifica, certo. Guardiamoci gli highlights e sentiamo anche l'allenatore del Savoia. Io credo che le contestazioni ci siano nel calcio ed è giusto che ci siano quando le cose non vanno bene, non è questo il caso del Savoia, e soprattutto non si fanno durante la partita ma vanno fatte al termine della partita, perché oggi abbiamo rischiato di vincerla questa partita anche con la situazione all'ultimo secondo, e una parte della tribuna non è stata vicina al Savoia, probabilmente non ha voluto il bene del Savoia. A me dispiace questo, perché tutta la gente di Torre Annunziata ci sta spingendo tanto, e qualcuno che non ha forse la serenità giusta non riesce a capire quanto stanno dando questi ragazzi. Io ovviamente sono il capotecnico di questi ragazzi e sono estremamente orgoglioso di quello che hanno fatto, anche oggi, con delle difficoltà ovviamente nella partita, perché non è che mi nascondo, probabilmente non è stata la miglior partita del Savoia, ma è una squadra che ha dimostrato di avere grandi attributi, è una squadra di aver dimostrato di avere quello che ci avevano chiesto proprio gli Ultras all'inizio dell'anno: non mollare mai, portare il carattere della gente di Torre Annunziata nel campo, quindi non molliamo mai, continueremo a non mollare mai, continueremo a prepararci e dedichiamo questo risultato colto all'ultimo secondo soprattutto a loro, che ci hanno spinto tanto, e oggi sono ancora più orgoglioso di allenare questa squadra e di rappresentare gli Ultras. Sicuramente non possiamo essere contenti per questa prestazione, però non ci possiamo piangere addosso e fortunatamente domenica prossima il calcio ci dà l'opportunità di rifarci subito, e domenica teniamo la partita forse più bella da giocare del campionato, e dobbiamo sicuramente in settimana guardare i nostri errori e la settimana prossima resettare e ripartire ancora meglio. Con la partita tra Savoia ed Enna finita 2-2, chiudiamo qui la prima parte della nostra trasmissione. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria e poi torneremo a parlare di eccellenza e guarda caso torneremo di nuovo a parlare dell'Unitas Sciacca, presente oggi con il suo presidente Ignazio Rizzuto, ma presente anche con questa bella coppa che oggi qui ha illuminato il nostro studio. Ci vediamo tra pochissimo.
Parliamo adesso di eccellenza e partiamo con il girone A. Domenica 25 si è svolta la quarta giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. San Giorgio Piana che vince fuori casa 1-0 contro il Castellammare, vince fuori casa anche il Licata Calcio contro la Parmonval, la Partinica Audace 2-1 contro l'Accademia Trapani, vince anche il Bagheria Calcio a sorpresa contro il Marsala 1912, vince anche fuori casa la squadra di San Vitolo Capo 3-1 contro la Don Carlo Misilmeri e poi a seguire Folgore Castelvetrano che vince 1-0 contro la 90-011 Bagheria, 5-1 del Camarat contro il Cus Palermo e vittoria del Montelepre 2-0 in casa dell'Unitas Sciacca. Guardiamo la classifica dove c'è la conferma chiaramente di questo Licata al primo posto con 46 punti, con 36 Marsala 1912 e Città di San Vitolo Capo, con 35 Partinica Audace, 33 Camarat, 32 Unitas Sciacca, 31 Don Carlo Misilmeri, con 28 il Castellammare, 27 San Giorgio Piana, con 26 90-011 Bagheria e Bagheria Calcio, con 21 il Montelepre, 16 punti Accademia Trapani, 13 per la Parmonval, con 8 il Cus Palermo, ultima in classifica con 6 punti la Folgore Castelvetrano. Allora, nel frattempo può già partire il rullo dei gol più importanti di questa domenica e la domanda che voglio fare al Presidente è: forse avete pagato lo scotto della vittoria di Coppa con questa sconfitta contro il Montelepre? È una domanda classica che va fatta all'indomani forse di una giornata indimenticabile di Coppa. Sì, è una domanda classica, però devo dire senza creare alibi che si sono fatte sentire le fatiche. Immagino, mentali anche. Mentali, fino al giovedì, giustamente la partita è stata il giovedì, abbiamo giocato fino alle 7-6 di sera. Sì, certo, 18. poi le feste successive anche. Sì, poi, quindi devo dire, anche se c'è da dare pure il giusto merito al Montelepre, che a mio modo di vedere non è una squadra che attualmente nei play-out, ma credo che non sia una squadra da play-out assolutamente. Forse avete incontrato il Montelepre nel momento più sbagliato per voi. Sì, perché il Montelepre attualmente è una squadra in salute, è una squadra che comunque ha rifondato un po' anche con il nuovo allenatore. Sì. È una squadra ben organizzata. A proposito di nuovo allenatore, sappiamo dell'esonero di Chinnici a Marsala e l'arrivo di Ignoffo, mentre invece stiamo vedendo le azioni vincenti del Camarat. Questo Camarat di Cammarata secondo me può essere veramente un po' la mina vagante e forse l'equilibrio in clima playoff. Sì, e non sarebbe, dico, nemmeno così scandaloso. Esattamente, perché all'inizio, ai nastri di partenza, il Camarat era data come una squadra che poteva fare veramente male a questo campionato, quindi se si trova in questa posizione e potrebbe essere, come ha detto bene lei, l'ago della bilancia, stiamo lottando un po' tutti, è vero, sì, perché ci sono almeno 6 squadre è vero. Anche il San Giorgio Piana potrebbe insomma far parte di questo gruppo vagante che può veramente insomma dare l'idea che ancora tutto è incerto. Credo che la griglia, mettiamolo in questo modo, la griglia dei playoff si deciderà all'ultima giornata. Anche io sono questo di questa lo idea. possiamo. Qualche scontro diretto poi peserà notevolmente. Bene, partiamo adesso con il girone B. Anche qui domenica si è giocata la quarta giornata di ritorno, come potete già vedere dalla schermata questi risultati: Giarre batte Gioiosa 1-0, Atletico Catania 94 Via Grande che pareggia in casa contro l'SC Palazzolo 1-1, pareggia anche il Calcio Avola 49 con il San Fratello Acquedolcese 2-2 il risultato finale, pareggio anche tra Mazzarone Calcio e Leonzio 1909, vince il Melilli 2-0 contro la Leonfortese, pareggio tra Nebros e Messana, così come il Niscemi che pareggia in casa
casa 2-2 contro il Vittoria. Ed infine Modica Calcio, che continua a vincere, stabilendo a tutti gli effetti un record straordinario per la categoria, 3-0 contro il Rosmarino. Modica, che come tutti ben sanno ha perso la finale contro l'Unitas Sciacca, ma ormai è lanciatissimo verso il campionato di Serie D. La distanza è ormai quasi abissale nei confronti del Calcio Avola 49 al secondo posto con 39 punti, insieme al Messana 66, con 38 il Vittoria, con 32 Atletico Catania 94, con 30 la Leonzio, 27 punti per il Mazzarone, con 26 il Niscemi, con 24 il Gioiosa, 22 punti per il Melilli, con 18 Nebros e Giarre, 16 punti San Fratello Acquedolcese, con 15 il Rosmarino, 13 punti il Palazzolo, ultimo in classifica la Leonfortese con 9 punti. Anche per il girone B abbiamo una selezione dei migliori gol della domenica. Nel frattempo la domanda che faccio al presidente è che, escludendo il Modica, che ormai abbiamo capito ha già più di un piede in Serie D, le altre squadre vede più questo Avolo oppure questa rincorsa positiva sempre di più del Vittoria, che ormai è entrato prepotentemente nei playoff? Sì, lì Modica a parte ci sono in realtà 3 squadre che attualmente hanno quasi gli stessi punti, si può dire. Messana, Avola e Vittoria. Diciamo che la corsa nei playoff lì è un po' più legata sulla posizione di queste squadre, perché poi altre squadre... In questo momento ci sarebbe anche l'Atletico di Palermo e Atletico Catania 94, sì. Però per queste 3 la vedo dura. Io così su 2 piedi, ecco, ci dà un vista pronostico. da fuori, credo che la spunterà il Vittoria per la seconda posizione parlando. Sì. Anche se poi i playoff sono tutto un altro discorso. Poi praticamente dopo l'ultima giornata si azzera. Si azzera tutto, ha detto bene. Però credo così, non me ne vogliano le altre squadre, anche perché poi in realtà non sono addentrato, quindi possibilmente... È un girone che un po' non le appartiene. Però credo che per la salita che il Vittoria comunque ha fatto una salita prodigiosa, non si trovava praticamente secondo in classifica, viene da molto lontano. Certo. Forse mi avrà colpito questo e dico che il secondo... Credo che il Vittoria potrebbe aspirare, sì. È vero. Anche se le altre squadre sono... Ci tengo a precisare che queste immagini di Niscemi riguardano la domenica pomeriggio, poi sappiamo che cosa è successo e attualmente la situazione a Niscemi è molto drammatica. Speriamo che venga risolta prima possibile, anche se credo che i tempi saranno lunghissimi. Noi ci stringiamo a tutta la comunità sportiva e non di Niscemi, siamo vicini perché sappiamo benissimo che tutto quello che sta succedendo a Niscemi lascia un po' esterefatti, no? Ci rendiamo conto che spesso e volentieri la natura è più forte di tutti e bisogna soltanto organizzarsi. Per fortuna non è successo nulla di grave, cioè non ci sono scappati i morti, ma se fosse successo di sera sarebbe stata veramente una strage. Vabbè. Cambiamo pagina, un abbraccio appunto a tutti i tifosi di Niscemi. Presidente, quindi a questo punto Vittoria leggermente avvantaggiato rispetto a tutte le altre e poi chissà che cosa succederà nei playoff. Sì, credo per il secondo posto, poi delle partite dei playoff là può succedere di tutto. Beh, la posizione conta per il discorso di 2 risultati su 3, certo, chiaro. Però sono squadre di alto livello indubbiamente. È vero, è vero. Voglio ritornare a parlare dello Sciacca, nel frattempo possono già partire le immagini di questa sconfitta, ahimè, contro il Montelepre, ma non per farle passare gli ultimi minuti della trasmissione con tanta amarezza, ma per dire che comunque Sciacca deve incominciare a prepararsi a tante partite. Lo abbiamo già anticipato all'inizio, ci sarà un calendario adesso intrigante e strettissimo, perché con l'arrivo di Coppa chiaramente i prossimi 2 mercoledì saranno molto dispendiosi, perché poi c'è anche la trasferta in Calabria. Avremo un febbraio abbastanza difficile, complicato, però affronteremo a un passo alla volta quello che ci verrà incontro. Il maturo Brucculeri è contento di tutto ciò? Sì, lui è contento anche perché fra l'altro nella sua bacheca personale la Coppa Italia era forse l'unica cosa perché ha vinto praticamente un po' tutti i campionati. Gli mancava, e quindi
ha completato il proprio... Ma quando avete pensato di rimetterlo in gioco, avete pensato che lui era effettivamente l'elemento giusto proprio a dimostrazione della sua esperienza? Cioè questa squadra aveva bisogno di un allenatore come Brucculeri? Assolutamente sì, pure se non avessimo vinto la Coppa, oppure se anche in Coppa avessimo fatto un altro percorso, Volevate andare sul Brucculeri era la persona ideale per quello spogliatoio in quel momento. E questo allenatore vi potrà permettere probabilmente anche gli equilibri in incontri dove ci vuole l'esperienza da mettere in campo. Lui non va in campo, però so che in panchina è vulcanico. Sì, è vulcanico e riesce sempre comunque sì a trovare la quadra della situazione, quindi questo a noi ci conforta. Benissimo, allora Presidente, noi ci dobbiamo congedare, sono stato contento di averlo ospite, ha mantenuto la tradizione che all'interno di Penalty arriva puntualmente la Coppa a fine torneo, anche quest'anno Sciacca presente con questa bellezza luccicante nel nostro studio, un pensiero rivolto ai tifosi di Sciacca che adesso forse hanno capito che sotto mano hanno una squadra che può farli sognare. Sì, in realtà lo hanno dimostrato, devo dire che col tempo siamo riusciti a portare tanta gente allo stadio, una su tutti ovviamente la finale, ma vuoi o non vuoi la finale ti porta già quasi automaticamente. È chiaro che ne vogliamo sempre di più per incitare la squadra, per dare sempre più forza a tutto, perché la parte importante del calcio ovviamente sono i tifosi. Avete già preso le informazioni giuste nei confronti della DB Rossoblu Città di Luzzi? Hanno vinto la Coppa Calabra battendo una squadra di promozione, un po' soffrendo, però è anche vero che le squadre calabre, così come quelle campane, sono durissime a morire. No, sappiamo già, abbiamo preso informazione ed è una squadra sicuramente di livello. Noi fra l'altro nella Coppa precedente dell'anno scorso abbiamo affrontato un'altra squadra calabrese che quest'anno sta facendo grandissime cose, però anche l'anno scorso, che non era nelle primissime posizioni, poi abbiamo visto che nei due incontri addirittura siamo andati ai rigori, quindi lascio immaginare un po' il livello. E quindi sappiamo che dovremmo affrontare un ostacolo molto complesso. E noi vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo, siamo convinti che farete una bellissima figura, portate a casa prima possibile questo passaggio del turno e poi soprattutto continuate a giocarvi le vostre chance anche in campionato. Grazie Presidente. Grazie per l'invito e buona serata. Bene, abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che siamo in onda il mercoledì alle 15:30 sul canale 19 di TVM Palermo, ma potete seguire questa puntata anche su 7 Gold alle 19:20. Vi ricordo anche l'appuntamento con la promozione la prima categoria domani su TVM Palermo a partire dalle ore 21. Grazie per essere stati con noi, buona serata.